andremo a vedere un film che racconta 50 anni di ambientalismo e poi avremo ospite Bob Brown che ci racconterà la sua storia oltre al film. Ma vedremo delle foreste, abbiamo sentito anche la loro testimonianza, l'importanza dei boschi, e anche noi in Friuli Venezia Giulia abbiamo dei boschi meravigliosi e questi boschi, queste foreste forniscono a noi dei benefici che possono essere anche economici. Raccontaci, Daniele Della Toffola, che cosa significa. Grazie per la domanda, buongiorno a tutti. Allora, intanto cominciamo con ARPA, che è l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, che è in qualche modo l'organo che ufficialmente è stato deputato per la raccolta e l'analisi dei dati ambientali. Per cui è come se ogni giorno ci fossero delle persone che, anzi è così, perché ogni giorno delle squadre di tecnici e persone di ARPA escono nel territorio regionale a caccia di dati sull'aria, sull'acqua, sull'inquinamento elettromagnetico, sui rifiuti, si fa un'analisi sugli alimenti piuttosto che sull'inquinamento acustico, l'inquinamento luminoso. Per cui ARPA è una squadra di tecnici che raccoglie dati ambientali e tra questi ci sono anche dei dati che appunto interessano quello che fanno gli organismi e gli stati, ovvero cosa succede nel mondo dell'aria, cosa succede nel mondo dell'acqua e della terra. Questo per dire che abbiamo fatto delle analisi per esempio su quello che sono gli oli essenziali che emettono gli alberi nei boschi. In Friuli Venezia Giulia abbiamo avuto la fortuna di essere una tra le prime, anzi il Friuli Venezia Giulia ha il pregio di essere una tra le prime regioni in Italia che si è occupata di forest bathing, cioè di bagni in foresta, sostanzialmente, letteralmente, perché si è visto che c'è un beneficio importantissimo dal punto di vista salutare nello stare nel bosco per gli oli essenziali che emettono le piante. Non dimentichiamo, e lo vedremo anche dopo, che le piante hanno avuto milioni di anni a disposizione per elaborare dei sistemi di comunicazione tra di loro per lanciarsi messaggi di allerta, di pericolo, di fratellanza, e lo fanno attraverso gli oli essenziali, i profumi. Quindi le piante sono dei laboratori chimici che sanno inventarsi nuove molecole per risolvere i problemi, ed è fantastico da questo punto di vista. Giusto per chiudere il ragionamento e per sottolineare l'importanza. In America si erano accorti, hanno fatto uno studio su un ospedale che era specializzato nell'asportazione delle cistifelle al fegato, maschi e femmine, era un ospedale specialistico, e un'analisi statistica sulle degenze di questo ospedale mostrava che c'erano 4 stanze dell'ospedale in cui i degenti che erano ricoverati in quelle 4 stanze di quell'ospedale andavano a casa prima ed erano più contenti dopo l'aspertazione della cistifellea, nel senso che avevano un processo di guarigione più veloce e meno fastidioso. E qual era la particolarità di queste 4 stanze, che statisticamente erano molto diverse rispetto alle altre stanze di degenza? Era che da queste 4 stanze si vedevano degli alberi fuori dalla finestra. E quindi l'importanza anche nella guarigione, e lo si è visto anche recentemente, c'è stato un parassita che ha attaccato degli olmi in America, c'è stato uno sterminio come qua da noi la xylella negli olivi per esempio, no? Cioè malattie che hanno ammazzato un sacco di olmi, ed è stata fatta una correlazione con un numero di morti che è strettissima, e quindi gli alberi sono la nostra, non dico niente, sono alberi che sono migliaia di anni che sono vivi. Abbiamo una tra le piante più vecchie in Italia, ha 9.000 anni, cioè non in Italia, nel mondo, ha 9.000 anni di vita. Cioè noi con i nostri 80-90 anni siamo veramente piccoli di fronte a mostri di chimica e di sopravvivenza.
Non so se ho risposto in qualche modo. Allora, no, per chiudere in un ragionamento, in pratica i servizi ecosistemici, cioè la natura fornisce tutta una serie di servizi che noi non paghiamo, ma che sono fondamentali per la nostra vita e per la nostra sopravvivenza. Sto parlando la generazione dell'ossigeno è fatta dalle piante, per esempio, ed è una funzione senza la quale noi non potremo sopravvivere. Ma da qui c'è appunto generazione di depurazione dell'aria. Non dimentichiamo, nei prossimi anni farà ancora più caldo perché il riscaldamento globale aumenterà e la presenza di piante all'interno delle città sta dimostrando che grazie all'evaporazione dell'acqua c'è un abbassamento di temperatura, per cui vuol dire che le piante hanno un'importante e fondamentale in futuro regolazione della temperatura che contrasterà il cambiamento, il riscaldamento globale, insomma. Per cui ci sono tutta una serie di servizi donati dalle piante e dall'acqua, dall'aria, che sono fondamentali per la nostra vita, ma noi non li riconosciamo come tali e per cui non diamo un valore economico a questi servizi. E sarebbe importante appunto incominciare a misurare il valore economico. E parto da una provocazione semplice, se vogliamo, cioè quanto vale un paesaggio bello di madre natura? È difficile, non è quantificabile, però meglio, insomma, gli economisti cercano anche di misurare quanto vale un paesaggio del Collio friulano tappezzato di vigneti, perché ha un valore economico anche quello, anche se c'è molta antropizzazione, insomma. Non so se ho risposto. Certo, ti ringrazio. C'è tutto un filone di ricerca, no, su questi servizi ecosistemici, sul fatto che appunto anche le risorse naturali In una Sì. battuta un primario di Udine, insomma, ha portato dei ragazzi che avevano dei problemi d'asma per alcuni giorni a fare dei percorsi in foresta e ha visto che nei mesi successivi questi ragazzi avevano bisogno di meno farmaci e stavano meglio. Quindi gli effetti benefici sono importanti, insomma. Insomma, non siamo nati per stare nel cemento. Ecco, e questa mattina abbiamo ospite qui Bob Brown. Lo prego di avvicinarsi. Dopo avremo modo di parlare dopo meglio con lui. Lui lo conoscerete attraverso il film che adesso vedremo, ma vi dico solo una cosa: grazie alla lotta degli ultimi 6 anni guidata da Bob Brown, dalla sua fondazione e tantissimi attivisti in Australia, invece di 3.000 ettari sono stati abbattuti solo 58 ettari di una foresta temperata in Tasmania. Quindi, come dire, l'impegno è utile, impegnarsi e sapere dove ci si trova. Ecco, Bob, un saluto ai ragazzi. Gracias. It is wonderful to be from the other side of the planet, here in beautiful Italy. We all breathe the same air. We all have an inherent love of nature, and we are all together in saving this planet from destruction. Grazie, è bellissimo essere qui dall'altra parte proveniendo dall'altra parte del pianeta. Respiriamo tutti la stessa aria, abbiamo tutti lo stesso amore per la natura e siamo tutti uniti nel salvare il pianeta dalla distruzione. Grazie. Ci vediamo dopo la proiezione con Bob Brown.